Roberta Zicari, consigliere comunale della DC, una forte opposizione presente. Ecco, parliamo di questo momento qui, ma anche delle tue forti prese di posizione verso ciò che è stato gli ultimi avvenimenti legali in città. Sì, intanto noi siamo presenti a questa inaugurazione perché abbiamo fatto anche tante interrogazioni per stimolare, e quindi quando c'è un momento bello per la città noi sicuramente siamo propositivi e siamo contenti. Dopodiché noi siamo in una posizione molto costruttiva e continuiamo a incalzare il sindaco anche sul tema dell'acqua e di quello che sta accadendo in queste ore in città. Abbiamo chiesto un consiglio straordinario, appunto per sentire la sua parola, per sentire che cosa accade, per sentire l'AICA, ma ovviamente ancora nessuna risposta. Per noi è importante che comunque l'appalto delle reti vada in porto, perché la città ha assolutamente bisogno di questa infrastruttura, che intervenga la procura, che intervenga il prefetto e che diano un criterio per capire come sviluppare l'appalto, e soprattutto che il sindaco convochi questo consiglio straordinario per spiegare alla cittadinanza che cosa sta succedendo, come cambiano gli equilibri, che cosa pensa, cosa vuole fare. Ovviamente la scadenza naturale di questa amministrazione è il prossimo anno, maggio 2026. Noi siamo sempre pronti al voto, qualora qualcuno volesse fare un passo indietro e non ci tiriamo Ecco, in indietro. molti dell'opinione pubblica si chiedono, dopo questi tormenti che sono successi, questi tornati un po' legali, se non è il caso di sciogliere tutto e andare al voto subito. Ma noi lo pensiamo e lo chiediamo da tanto, però una sfiducia al sindaco è un atto particolarmente brutto, delicato, ma comunque servono 16 voti su 24 e noi onestamente come opposizione non li contiamo. Il sindaco potrebbe aprire una riflessione, mancano l'ultimo anno di mandato, potrebbe chiedere aiuto a tutta la città, potrebbe lui stesso rivalutare, perché comunque siamo l'anno di capitale della cultura, ci sono tante cose da fare. Però ecco, soprattutto in questa città manca la squadra. Io sento dire nomi, no, non serve l'uomo solo al comando, serve una squadra, anzi un appello, tutti gli agrigentini che ci vivono, che hanno a cuore la città, che vogliono spendersi per il territorio, facciamo squadra, perché Agrigento è una graziosa cittadina di circa 60.000 abitanti, dove se tutta la città si mette insieme e collabora, riusciamo a diventare quella città meravigliosa dell'antica Grecia. Diversamente resteremo fermi al palo come purtroppo Anche siamo. sul capitale della cultura, insomma, stiamo assistendo a un flop, non se ne parla, poca informazione, poca pubblicità. Anche voi come gruppo siete stati molto determinati su questo. Sì, io l'ultimo consiglio comunale abbiamo fatto l'atto di indirizzo per chiedere al sindaco di venire entro il 31 maggio, quindi a giorni, a dire semplicemente se ha intenzione di fare il bando dedicato all'associazione del territorio per i progetti collegati al capitale della cultura o meno, perché comunque Capitale della Cultura è un progetto che deve quantomeno animare il territorio. Tagliare fuori le nostre associazioni è veramente un fatto politicamente grave. Si dice che lei sarà una delle candidate a sindaco il prossimo anno, cosa c'è di vero? Io faccio squadra, io faccio il collante, l'uomo da sola, l'uomo né la donna da sola può cambiare le sorti di questa città, però sono disposta a fare squadra con chi veramente ama questa città e vuole migliorarla.